Buongiorno a tutti, benvenuti a Pianeta Veneto, una trasmissione dedicata al mondo del tennis veneto. Questa è la prima puntata di una serie di puntate che ci aiuteranno a conoscere il mondo del tennis veneto e ci aiuteranno anche a creare proprio una web TV del tennis veneto. Oggi abbiamo una collocazione molto particolare, siamo ospiti dell'Hotel Comodo di Montegrotto Terme e abbiamo un ospite speciale perché qui con noi c'è Pierlivio Mattiazzo, che è uno dei proprietari dell'Hotel Commodore, che nei prossimi giorni ospiterà un evento particolarmente importante per il Comitato Veneto, che sono le Final Four giovanili a squadre. Però con il signor Mattiazzo vorrei iniziare a parlare di questa collaborazione proprio col mondo del tennis. Come è nata? Beh, questa collaborazione è nata, diciamo, in maniera un po' fortuita con gli amici quei due maestri che stanno seguendo la Tennis Academy. Però diciamo che tradizionalmente il nostro albergo ha sempre ospitato eventi tennistici, soprattutto con giocatori stranieri, quindi maggior parte della Germania e dell'Austria. Adesso ci troviamo e abbiamo pensato di fare in modo che la nostra struttura sportiva possa essere utilizzata anche dai clienti italiani, dai nostri clienti italiani, quindi dagli sportivi italiani. Ecco, perché qui a Montegrotto avete non solo la possibilità di avere queste bellissime strutture alberghiere come il Commodore, avete una ricchezza del territorio che sono le terme, a cui aggiungere lo sport. Sì, certo, diciamo che vorremmo un po' seguire quella che è la tradizione degli antichi romani che abbinavano le terme al relax e quindi al benessere. Noi oltre al relax e al benessere vogliamo integrare le nostre attività anche con lo sport e avendo la possibilità di avere una struttura tennistica abbastanza completa, perché abbiamo la nostra struttura a 6 campi da tennis e tutti in terra rossa e 3 sono coperti, pensiamo che sia l'ottimale. Tra l'altro le Final Four regionali sono un evento particolarmente caro al comitato regionale perché non solo danno la possibilità di far vedere il meglio del tennis giovanile a squadre della regione, ma anche perché creano in questi 3 giorni una sorta di socializzazione, di chiacchiere, perché i ragazzi non solo giocheranno a tennis e disputeranno gli incontri durante la giornata, ma poi dormiranno proprio nella struttura alberghiera, per cui questo che è un posto, una collocazione, una location nuova per le Final Four diventa anche proprio una casa per questi ragazzi che trovano qui ospitalità, potranno utilizzare le tante strutture dell'hotel, ci sono delle bellissime piscine, c'è la palestra, c'è un bel parco, ci sono i saloni dove chiacchierare e poi si mangia insieme, si dorme insieme, si fanno, insomma, è proprio una maniera anche goliardica di vedere il tennis. Questa struttura, dicevo, ha la possibilità di far vedere le bellezze del territorio e anche sfruttare le sue caratteristiche, che sono quelle di essere anche una struttura sportiva. Tra breve vedremo proprio il servizio che Tennis Time ha realizzato all'interno dell'Hotel Commodore e vedremo le tante possibilità tra relax, sport e divertimento che la struttura offre. Io ringrazio Pierlivio Mattiazzo di essere stato qui, il nostro primo ospite di una serie che sarà, spero, lunga e porterà appunto di nuovo il tennis regionale sulla nostra web TV con tanti ospiti, e io nel frattempo che saluto il nostro ospite e accolgo il prossimo, lanciamo il servizio dell'Hotel Commodore. L'SD Commodore Academy e l'Hotel Commodore di Montegrotto Terme ospitano dal 29 giugno al 1 luglio la 3 giorni di gare per l'assegnazione dei titoli regionali giovanili a squadre di tennis. 28 le squadre ospitate dalla struttura alberghiera arriveranno ragazzi, maestri e accompagnatori e si assegneranno i titoli dell'Under 10, dell'Under 12, dell'Under 14 e dell'Under 16 sia maschile che femminile. La manifestazione ritorna ad essere ospitata in terra padovana e si tratta di una nuova location per il tennis veneto che mette in mostra tutti i giovani talenti della regione.
La Tennis Commodore Academy è ospitato in una struttura alberghiera a Montegrotto Terme, qui abbiamo uno dei proprietari. Ci vuoi dire com'è nata questa iniziativa, questa collaborazione? La collaborazione con la Tennis Commodore Academy nasce un paio d'anni fa, inizialmente come circolo di tennis, e stiamo cercando quest'anno e anche per il futuro di proporci come una struttura in grado di ospitare stage di tennis, tornei, eventi a livello amatoriale, professionistico, cercando di abbinare le terme allo sport, al tennis. Quindi possiamo offrire un'ampia scelta di servizi a tutti gli ospiti che desidereranno provare la nostra struttura, il nostro circolo. La Commodore Academy di Montegrotto è nata da poco, ma la voglia di fare non manca. Ecco perché è stata premiata ad ospitare un evento così importante per il Comitato Tennis Veneto. Ovviamente nell'assegnazione delle Final Four ha influito la possibilità di usufruire della struttura alberghiera, che ospiterà ragazzi e accompagnatori e che permetterà loro di vivere e condividere non solo momenti di tennis, ma anche molti altri di socializzazione e divertimento, tra piscine, cene e serate di chiacchiere. Questa iniziativa è nata in un momento in cui c'era carenza di campi coperti e avendo avuto la possibilità di trovare questa struttura, abbiamo parlato con la proprietà, la quale in un primo momento chiaramente non conoscendoci ci aveva proposto di poter adoperare la struttura per un periodo. Però questa collaborazione poi è andata avanti, tanto che adesso la struttura sia del tennis che quella alberghiera incominciano a lavorare all'unisono e avere la possibilità di sfruttare e la parte alberghiera e la parte sportiva. Noi abbiamo 6 campi, 3 coperti e 3 scoperti, abbiamo praticamente un'attività di 365 giorni all'anno, perché quando piove ci trasferiamo dentro. Abbiamo una scuola che per il momento ha una quarantina di allievi. Quest'anno, come secondo anno di attività agonistica, abbiamo 3 squadre iscritte alla D, sia maschile che femminile. Gli incontri delle 3 giornate inizieranno tutti i giorni alle ore 9 e le fasi finali sono previste lunedì 1 luglio, con premiazione nel primo pomeriggio. L'ingresso alla manifestazione è gratuito ed aperto a tutti gli appassionati. Noi ovviamente, avendo iniziato una scuola addestramento tennis, ci siamo iscritti subito alla federazione. La nostra scuola è stata riconosciuta anche a Roma dalla scuola maestri, di conseguenza in collaborazione col comitato regionale abbiamo avuto questa opportunità che abbiamo preso al volo di poter organizzare questi campionati regionali giovanili e ce la stiamo mettendo tutta perché l'organizzazione sia perfetta sotto ogni punto di vista. È un modo per farsi conoscere anche agli altri tennis dicendo ci siamo, è anche un modo per dire abbiamo anche una realtà di bambini. Certo, e ovviamente anche per i nostri iscritti, per i nostri ragazzini che frequentano la scuola, questo sarà un momento per poter vedere un tennis di alto livello e di conseguenza speriamo anche che la nostra scuola abbia un risultato poi maggiore il prossimo anno come frequenza ma anche come partecipazione proprio a livello agonistico per le varie squadre che abbiamo già comunque iscritto quest'anno, come diceva il maestro Bisello, alle varie categorie di Serie D. Eccoci ritornati a Pianeta Veneto, abbiamo qui con noi oggi un nostro ospite, siamo sempre all'Hotel Commodore e qui con me c'è Gianfranco Piombo che è il vicepresidente regionale del Comitato Veneto e con lui vorrei proprio approfondire le Final Four giovanili che sono particolarmente care al Comitato Veneto anche perché sono dedicate in memoria di Giorgio Bertagna che è stato un tuo collega ed è stato vicepresidente del Comitato prima di te, prematuramente scomparso. Certo. Cioè io direi che questa è la manifestazione più importante giovanile che svolgiamo nel Veneto e proprio per ricordare il ruolo, la persona di un caro amico che poi era un grandissimo appassionato di questo sport, innamorato soprattutto dei giovani, del movimento tennistico che se n'è andato in modo prematuro e penso che sia molto giusto dedicare questa manifestazione importantissima per noi. Ricordo a Giorgio che è nel cuore di tutti e ce lo portiamo sempre con noi.
Noi ritorniamo a parlare del tennis giocato e di questa decisione di portare in una struttura alberghiera a Montegrotto un evento per voi così importante. È una location molto particolare che riporta le Final Four a Padova dopo qualche anno di assenza. Cioè direi che essendo, come dicevo precedentemente, la più bella manifestazione che facciamo, abbiamo sempre scelto, diciamo, la location migliore che si poteva trovare nell'ambito del Veneto. Precedentemente l'abbiamo fatto in altri posti dove che i ragazzi andavano via entusiasti di questa manifestazione e diciamo il Commodore qui ha le stesse caratteristiche di far sì che alla fine della manifestazione questi ragazzi possano portare dentro di loro un'esperienza eccezionale per quanto riguarda l'insieme e soprattutto il desiderio di poter ritornare in posti come questo per il futuro. Le migliori 28 squadre quindi giocheranno nei prossimi giorni proprio qui a Montegrotto, ma il movimento a squadre del Veneto è ricchissimo. Sono state iscritte 1 migliaio di squadre, poi ci sono le punte di diamante che giocano in A1 come la Società Tennis Bassano nel maschile o il TC Mestre nel femminile, poi c'è anche qualche promozione in A2 dell'ultima ora proprio domenica, mi sembra il CT Vicenza, il Montecchio Maggiore o quelle che sono state promosse in B, dal TC Padova, il CT Cittadellese, quindi adesso forse qualcuna ne ho dimenticata, ma speriamo che mi perdonino, però voglio dire il movimento funziona, ci sono tante squadre, per non parlare che le squadre non si fermano mai esattamente come i tornei individuali, perché anche d'inverno poi il Comitato Veneto organizza la Coppa Comitato, quindi anche per le squadre c'è sempre movimento. Ma io direi che il Veneto è ad esempio un po' a livello italiano per quanto riguarda il movimento nell'insieme e abbiamo delle squadre che sono veramente forti sia a livello di A che a livello di B, cioè direi che è un movimento che si muove veramente in modo molto importante e che nell'ambito degli anni è cresciuto notevolmente, è un movimento dove ci sono fortissimi giocatori che fanno traino a tutto il resto. Sì, perché appunto le squadre è un momento proprio per non solo farsi vedere anche nei circoli dai ragazzi, quindi c'è qualche bel giocatore che porta anche entusiasmo e un po' di agonismo in campo e vedremo nei prossimi giorni i più giovani che cosa combineranno. Io ringrazio anche Gianfranco Piombo, vicepresidente del Comitato Regionale Veneto e lancio proprio le immagini della conferenza stampa delle Final Four che oggi si è tenuta a Montegrotto per presentare questo importante evento e aspetto un nuovo ospite.